Sempre meno bambini, sempre meno giovani, sempre più anziani, una popolazione che invecchia e che piano piano va verso l'età pensionabile uscendo progressivamente dal mercato del lavoro. In Veneto la popolazione diminuirà di quasi 240.000 lavoratori in 10 anni. Lo studio realizzato dalla CGIA di Mestre mostra come le proiezioni demografiche infatti stimino che tra un decennio la platea di persone in età lavorativa diminuirà di circa l'8%. Se alla recessione demografica aggiungiamo l'instabilità geopolitica, i dazi, la transizione energetica e quella digitale, nei prossimi anni anche le imprese venete sono destinate a subire dei contraccolpi spaventosi. È evidente che tutto questo avrà delle conseguenze negative anche sulla crescita economica. Nei prossimi anni le imprese, soprattutto le piccole e medie, sono destinate a subire contraccolpi negativi. La difficoltà nel reperire giovani lavoratori da inserire nelle aziende artigiane è un problema sentito e già attuale e i dati raccontano un futuro ancora più complesso. Nemmeno il ricorso alla manodopera straniera potrà risolvere completamente la situazione. Tutto ciò comporterà un progressivo rallentamento del PIL. Con una popolazione sempre più anziana e meno giovane si dovrà poi affrontare un aumento rilevante della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con implicazioni negative anche sui conti pubblici. La CGA sottolinea infatti che una ridotta presenza di giovani under 30 e un'alta incidenza di over 65 potrebbero determinare ripercussioni negative su settori economici strategici, comportando dunque una contrazione strutturale del PIL. Ecco perché è necessario che a livello europeo si cominci a discutere di un nuovo piano di aiuti e di ripresa, un nuovo Next Generation, questa volta però dedicato rigorosamente al mondo del lavoro.